Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro della The Place. Io resto a casa Shakespeare fase 2 e sono qui con Andrea e Giulia. Ciao. Ciao, Ciao a tutti. Ciao. E proviamo a raccontarvi ancora una volta un'opera di Shakespeare e a interagire con voi e fare interagire gli attori. È la grande sfida di questa seconda fase, di questa fase 2 di Casa Shakespeare, che prova appunto a utilizzare lo strumento streaming in una modalità che possa essere al servizio del teatro in questo momento. Stiamo naturalmente agendo ciascuno dalla propria casa e con i limiti che sono quello di lavorare da casa, ma con il piacere di incontrarci, di incontrarvi e di raccontare una bellissima storia che è quella di As You Like It di William Shakespeare. Allora, chi fa una prima introduzione di questo testo? Come volete, se volete introduco qualcosa. Vai Andrea. Prego caro, mi piace tanto. Allora, di As You Like It, anche solo il titolo vi spiega già un sacco di cose, perché già ieri sera con Anna e Giulia avete sentito parlare di questo periodo in cui, diciamo, Shakespeare scriveva, forse probabilmente anche proprio come stiamo facendo noi, per anche un po' campare, come si dice. E As You Like It vuol dire proprio come vi piace, nel senso non ha importanza forse il messaggio che voglio dare, anche se poi all'interno dell'opera stessa lui ovviamente, come fa sempre, ha lanciato un sacco di messaggi, però ha scritto una cosa come piace al pubblico. Si dice che sia stata scritta intorno al 1599, anche se poi è stata pubblicata con il First Folio, come viene chiamato, nel 1623, e quest'opera, diciamo, viene chiamata commedia pastorale, un po' per la sua ambientazione un po' particolare, ma il riassunto ve lo facciamo tra pochissimo. E ecco, ci sono state, vero, un riassunto preparato ad hoc, come dire. Direi molto chiaro, e nelle opere di Shakespeare, soprattutto in queste commedie pastorali nelle quali c'è un intreccio, Shakespeare approfittando della foresta, vero, riesce a creare delle magie, degli incroci altrimenti difficilmente replicabili. Esatto. Ecco, la cosa molto interessante è che siete riusciti a preparare una presentazione molto esplicativa. Ecco, e quindi non c'è tanto altro da dire, perché in realtà nel riassunto c'è detto molto. Diciamo che all'interno di quest'opera ci sono tantissime frasi anche piuttosto celebri, ne abbiamo anche scritta una qui, quella All the world stage, all the men and women merry players. Tutto il mondo è palcoscenico. Insomma, chi non ha mai sentito questa frase leggendaria da quest'opera, magari non sapevate che derivava proprio da questa commedia meravigliosa che si intitola As You Like It. E hanno fatto anche delle versioni cinematografiche, ovviamente chi non poteva farla se non il mitico Kenneth Branagh nel 2006, con niente po' di meno che Kevin Kline in uno dei protagonisti, ovvero in Jacques. E ecco, noi diciamo che facciamo partire il riassuntino, così in brevissimo riusciremo a fare il punto della situazione. E allora mi dai un istante, io intanto tolgo il mio video e mi vado a connettere con la presentazione di As You Like It. Prego, Andrea. Allora, siamo in Francia. Federico, quello dell'A, ecco, usurpa il ducato al fratello maggiore, il duca, e lo esilia. Ecco, Rosalinda, eccola qui, guarda che carina che è lei, è Giulia, è la figlia del duca e le viene concesso di restare a corte perché Celia, eccola qui, è la sua migliore amica nonché cugina. Orlando, un gentiluomo, eccolo qui, io sono il gentiluomo del regno. Io sono innamorato di Rosalinda, ma sono costretto a scappare per la persecuzione del fratello Oliviero. Federico, quello di prima, ecco, quello che si piglia in testa la corona, bandisce Rosalinda che se ne va nelle foreste di Arden con Celia
e il giullare Pietraccia, eccolo lì, Pietraccia con gli occhiali da sole, vedete, già pronto per la foresta. Ecco, Rosalinda allora, cosa fa? Si traveste da uomo, cambia il suo nome in Ganimede, eccolo qui, cambiato, e anche Celia, dato che gli tocca andare con lei nella foresta, dice anch'io cambio nome, mi faccio chiamare Aliena, ecco, un nome particolare, no? Un nome che non è certo così, molto particolare. Un nome evocativo, oserei dire. Evocativo, esatto. Ma Febe, eccola qui, Febe, una simpatica pastorella di Arden, si innamora di Ganimede, ovvero di Rosalinda nei panni dell'uomo, anche se Silvio, eccolo qui, Silvio è innamorato di Febe, aiuto, comincia il casino, appare Aldrina, dato che non avevamo abbastanza personaggi. Esatto, non ce ne sono abbastanza. Appare Aldrina e Pietraccia si propone a lei prima che lo possa fare qualcun altro, tra l'altro, Jacques, eccetera, eccetera. Oliviero, vedete qui quello che prima aveva detto su a Rolando, a me, però cosa succede? Stava per essere divorato da un orso. Eccolo qua, vedete, stava per essere divorato, ma Orlando lo salva, corre in suo Bravo soccorso. Orlando. Oliviero, allora felice di non essere stato ucciso e non essere, cosa fa? Si innamora di Aliena e ci si propone, ecco, come dire, Febe, Orlando, Silvio e Ganimede si mettono a litigare tra loro per decidere di chi sia, e io sono innamorato di quello e sono innamorato. Allora cosa fa? Rosalinda si disvela, ta-da! E dice, e Febe, insomma dice, oh porca, allora uomo e donna, no, allora io mi sono sbagliata, cosa faccio? Allora contraccambio l'amore di Silvio e me lo sposo. Voglio dire. Allora lo sposa. Celia, allora anche lei si disvela. No, non sono Aliena, sono Celia. Oh, tarà, ecco, e anche lei si disposa con il suo bello Oliviero. Aldrina, allora si sposano tutti. Beh, allora io mi sposo Pietraccia, va bene? Contenta anch'io. Orlando, finalmente, alla fine di tutto, tutti insieme, appassionatamente, si sposa con Rosalinda. E alla fine di questa commedia c'è questa scena meravigliosa dello sposalizio a 4. Vi ricordate Federico? Quello che aveva esiliato il duca di Sierra? Ecco, adesso è pentito, si pente, ecco, restituisce la corona al duca e si fa prete. Si fa prete. Che dobbiamo dirvi? È così. E la storia si conclude. The end. Ecco, qualora vi venisse mai un dubbio sul prosieguo della cosa, sapete che qui trovate un riassunto perfetto, meglio di Beautiful. Ecco. Beh, ti ringrazio Andrea e Giulia, vi ringrazio perché una spiegazione così chiara non si era davvero mai vista. Diciamo che È merito del genio di Orlando, Sì, devo dire che è riuscito a creare in maniera molto semplice e lineare il percorso, un percorso peraltro intricato, cioè mi ha fatto venire in mente veramente le radici di questa foresta dentro la quale succedevano tutte queste cose. Bene, grazie allora per la spiegazione, ma a questo punto arriviamo alla vostra interpretazione. In che momento siamo? Siamo atto terzo, scena seconda, ed è il momento in cui Orlando e Rosalinda si incontrano, quando chiaramente Rosalinda si è travestita da Ganimede. Perfetto, allora mi date qualche istante ancora, creiamo le condizioni per partire. Allora, intanto apriamo un attimo. Oh, ecco il mio profilo As You Like. Mi pare che possa andare bene. Adesso bisogna solo aspettare e vedere se l'uomo abbocca. Oh, Orlando. Giovanna? Ma chi ha impostato le ricerche del profilo? Ludmil 21? No, grazie, non è te che cerco. Jenny, attrice amatoriale. Sì, e ti dico io che attrice. Brad, produttore? Ma a chi vuoi darla a bere? Andrea, ancora? Ma questo As You Like mi ha preso per gay. Luke, scommetto che il tuo nome italiano non ti piaceva, eh? Orlando, oh, cavolo, l'ho trovato, eccolo, oh, bello come il sole. Adesso ti sistemo io, vediamo se sei veramente innamorato come dici di essere. Eccolo qui, il mio profilo. Va bene. Allora, adesso devo trovarla.
Devo trovarla, assolutamente, perché io continuo a chiederle l'amicizia su As You Like Her, ma lei non mi accetta mai. Allora adesso proviamo a cercarla, vediamo. Qui. Eccola, oh, la mia Rosalinda. È bellissima, dai, amore, devi assolutamente diventare mia, va bene? Dai. Clicco ancora, eccola. Cristina, diciamo la reginetta del ballo. Carina, ma no, non fa per me. Modello di mute da sub. Ma che è questa cosa? No, 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 no. Soleil, produttrice. Questa potrebbe... No, no, forse è meglio di no. Sebastiano, professore universitario. No, 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 i professori per carità, basta. Gabriela, supermodella. Questa così così gli chiedo l'amicizia, metti che mi va male. Giorgia, 18 anni. No, 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 Giorgia, no. Gabriel, ma questo assomiglia un sacco alla mia Rosalinda. Quasi, quasi, hanno anche un'amicizia in comune. Quasi, quasi potrei chiedere l'amicizia a lui e avere notizie della mia Rosalinda, ma certo. Adesso accetta, speriamo accetti presto la mia amicizia, il più presto possibile. Via. Ok. Sì? Mi sentite, Boscaiolo? Sì, ma siete voi? Sì, sì, vi sento, ma avete già accettato la mia amicizia? Sì, cosa desiderate? Per favore, che ora fa l'orologio? Ma come? Fareste meglio a chiedere l'ora del giorno? Non vedo orologi da queste parti. Ah, allora non ci sono veri amanti da queste parti. Se no, un sospiro al minuto e una lagna all'ora rintraccerebbero i pigri passi del tempo proprio come un orologio. E perché non dite i passi veloci del tempo? Non sarebbe altrettanto giusto? Direi di no, signore. Il tempo viaggia a passi diversi a seconda delle persone. Vi dirò con chi va al passo, con chi al trotto, con chi al galoppo e con chi sta fermo. Beh, sentiamo allora, con chi va al trotto? Per la Vergine, trotta duro con le ragazze tra il contratto di matrimonio e il giorno della festa. E con chi va all'ambio il tempo? Con un prete che non sa il latino e con un ricco che non ha la gotta. Il primo dorme bene perché non è capace di studiare e il secondo se la spassa perché non ha dolori. E con chi va il galoppo? Con un ladro avviato alla forca. E invece, fermo, con chi sta? Mm, con gli avvocati in vacanza, che dormono tra le sessioni e non si accorgono che il tempo passa. Sentite, dove abitate, bel giovanotto? Sei nato da queste parti? C'è qualcuno che va in giro per la foresta e deturpa gli alberelli scavando le scorze con Rosalinda. Appende odi sui biancospini e sui pruni lamentazioni, tutto per dinci per deificare questo nome di Rosalinda. Se lo incontrassi, questo spacciator d'amorazzi, gli darei qualche buon consiglio che secondo me si è beccata una malaria d'amore. Beh, dovete sapere che sono io che ho questa febbre d'amore. Dimmi il tuo rimedio, ti prego. Ah, ma in voi non vedo affatto i segni di mio zio prete. Mi ha insegnato come riconoscerlo, uno malato d'amore, e non vedo che siate ingabbiato in quella gabbia di giunchi. Beh, sentiamo, quali sarebbero questi segni? Guancia smunta che non avete. Occhio pesto e infossato che non avete. Scontrosaggine che non avete neanche, barba lunga e non l'avete. E poi le maniche sbottonate, le scarpe slacciate, tutto quanto avete indosso che mostra segni di trascurataggine e depressione. Ma non mi pare il caso vostro. Voi anzi siete piuttosto leccatino nelle vostre bardature e avete l'aria di chi ama più sé che gli altri. Sentite, mio bel ragazzo, vorrei proprio convincere che sono io quell'innamorato, davvero. Dovreste pensare a convincere quella che dite di amare. Ma parliamo sul serio. Mm. Siete davvero voi che appendete sugli alberi quei versi che lodano e sbrodano questa Rosalinda? Giovanotto, te lo giuro, sulla bianca mano di Rosalinda, sono proprio io quel disgraziato. Mm. E siete davvero così cotto come dicono le poesie? Né poesia né prosa possono dire quanto. L'amore non è che pazzia, e credetemi, va trattato al buio con la frusta, come si fa coi pazzi. Beh,
Ma ne avete già guariti in questa maniera? Sì, in questo modo. E in questo modo mi impegno a rendervi senza la minima macchia d'amore. Oh, ma me, giovanotto mio, sarà difficile guarirmi. E invece vi guarirò. Voi dovete solo far questo: chiamarmi Rosalinda e venire ogni giorno a farmi la corte alla mia capanna. Ma sono confuso. Beh, va bene, cosa mi costa? Va bene. Quanto è vero che la amo e che amo questa Rosalinda, sì, va bene. Dimmi, dimmi dov'è la tua capanna. Venite con me, ve la faccio vedere. E a proposito, mi dovete dire dov'è che abitate nel bosco. Vogliamo andare? Va bene. Molto volentieri, ragazzo. Attento, dovete chiamarmi Rosalinda. Andiamo? Andiamo. Eccoci. Eccoci, eccoci, eccoci. Grazie, grazie Il riassunto ragazzi. del Grazie, Soli. Guarda, è stato divertentissimo, avete scelto anche un bel pezzo da raccontare e sono andato a rileggermi un po' l'introduzione, avevo visto il film di Kenneth Branagh anch'io, ma non l'avevo mai studiata, è molto complessa come opera. Siamo già in uno Shakespeare che sta cominciando a mescolare un po' tutti gli ingredienti che già conosce, quindi sicuramente anche per l'idea, no, di un'eventuale messa in scena ha bisogno non solo di un'ottima regia, ma anche di un cast molto affiatato. E infatti non per niente c'era un Kevin Kline, come hai citato anche tu prima. Infatti, E... abbiamo degli echi assolutamente evidenti anche di Sogno di una notte di mezza estate, vero? Con le foreste, come dicevi tu, Solimano, che diventano veramente una grande scusa per unire persino in sogno ciò che è fatato con ciò che dovrebbe essere reale. Quindi è veramente un'opera anche questa meravigliosa. E anche in quel film c'era Kevin Kline, tra l'altro, se non ricordo male. Sì, esatto, esatto. E nel ruolo di Bottom, straordinario. Esatto. E ascolta, come vi è venuto in mente di scegliere proprio quest'opera? Tra quelle, ricordo per chi ci sta seguendo che c'è una chiara indicazione, mi pare, perché i 20 attori coinvolti in dialoghi, quindi sono 10 le opere che mettiamo in scena in brevi dialoghi in questi 10 giorni, avevano la possibilità di scegliere liberamente. Allora, Giulia, Rosalinda, come sei arrivata a quest'opera qui? Ci siamo arrivati insieme che volevamo fare una commedia, volevamo qualcosa di spiritoso che sollevasse un po' il morale, perché insomma ci pare che la situazione lo richiedesse, cioè, lo dovessimo insomma alla situazione e a tutti quanti, per dare qualcosa che facesse un po' ridere o sorridere quello che è, insomma. Sì, direi che la scelta è azzeccata. Poi devo dire che anche voi, come accoppiata Orlando-Rosalinda, funzionate molto bene. Grazie, Soli. Allora, cosa possiamo dire ancora? Che noi vi aspettiamo qui per domani. Domani andiamo su uno dei classici di casa Shakespeare, quel Giulietta Romeo che voi avete già interpretato sia in italiano che in inglese. E che appunto ci riporterà nella nostra bella Verona. E in questo caso saranno Beatrice Zuin e Gloria Busti a raccontare un dialogo, quindi abbiamo evitato chiaramente il dialogo Giulietta Romeo, e mi piace perché siamo andati a scavare, anzi loro sono andate a scavare, a trovare qualcosa di particolare, come avete fatto anche voi oggi. A me piace ricordare che questo di oggi e questi incontri sono uno studio sullo strumento streaming. Abbiamo fatto questa scelta in 20 di utilizzare questa tecnologia che adesso è una necessità e farla diventare uno strumento di studio. Vedo che abbiamo degli ospiti, questo è venuto senza neanche pagare il biglietto, ma potevamo dargli anche una parte. Assolutamente sì. È venuta in Okay. scena con me una volta.
È riuscita a venire in scena. Beh, fantastica. Sì, è molto brava, è un'attrice meravigliosa. Sì, ho capito, ma una guarda i suoi occhi e si innamora, mi pare, o no? Sì, è molto brava. Dopo vi deve dire una cosa, Neve, vi deve dire una cosa importantissima. Che bello, allora dopo la ascoltiamo volentieri. E niente, mi piace appunto sottolineare questo, no? Che stiamo mettendoci in gioco con gli strumenti che abbiamo, nel luogo in cui siamo, quindi grazie, perché poi lavorare da casa non è la stessa cosa che avere un ambiente protetto come il teatro, quindi grazie Giulia di aver scelto di condividere con noi adesso un primo piano, insomma, mi pare il minimo. Grazie al nostro Orlando e Andrea di averci voluto raccontare questo. E niente, se allora ci vuole raccontare qualcosa la tua ospite, adesso l'ascoltiamo. Assolutamente sì. Neve vi ricorda, con i suoi occhioni, eccoli qui, che se volete potete fare delle donazioni, perché anche i teatri sono fermi e quindi anche Casa Shakespeare, anche tutta la nostra famiglia ha bisogno di un piccolo sostegno. Allora adesso ve lo faccio dire anche da Neve. Neve, vieni. Cosa devono fare? Le donazioni, vero? Sì, ancora? Ecco. E anche lei, dovete fare donazioni. Trovate tutti i link qui sotto e sostenete il teatro. Ne abbiamo tanto bisogno, so che può sembrare brutto detto così, ma abbiamo bisogno di sentire che le persone come noi hanno bisogno del teatro. E quindi se ci aiutate anche con una donazione piccola, un segno, basta pochissimo, vi saremo riconoscenti e vi aspettiamo a braccia aperte, sperando di potervi abbracciare presto, quando torneremo sul palcoscenico con i nuovi strumenti che questa quarantena ci sta insegnando, ma vogliamo tornare sul palcoscenico assieme a tutti voi e abbracciarvi a uno. Ecco. Grazie Andrea di averlo ricordato. Sì, le donazioni ci servono per andare avanti, è il nostro lavoro, mettiamo la nostra professionalità al servizio di una relazione che in questo caso usufruisce di un ambiente virtuale, ma sempre con la medesima intensità, passione e con le medesime intenzioni di raccontarci e di raccontare attraverso le storie scritte da qualcun altro cos'è il mondo, e niente di più che proprio quest'opera poteva essere lo strumento per raccontarlo, visto che appunto la frase che mi piacerebbe lasciare ad Andrea di ricitare, per cortesia. Metti la pagina, così ce l'abbiamo anche scritta e la lasciamo proprio come memoria imperitura. Allora dammi un'istante, adesso mettimi in difficoltà, già capito questo strumento, però hai ragione assolutamente. Ma stai diventando bravissimo, Soli, oggi ti ho complicato la vita in una maniera pazzesca. Ma sei bravissimo. Dai, ci stiamo esercitando. Eccoci qui, esatto. Ci sono. Eccolo qui. E allora noi vi salutiamo e vi ringraziamo con questa frase meravigliosa detta in inglese, sperando di dirla nella maniera corretta. All the words a stage and all the men and women merrily players. Grazie Andrea, grazie Giulia. Grazie Giulia, grazie Andrea e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Continuate a farlo, abbiamo il piacere davvero di raccontarci attraverso le opere di William Shakespeare. Grazie, arrivederci a domani con Giulietta Romeo. Ciao!